Eccoci, siamo alla partenza, oggi destinazione Monte Lussari, qui siamo a Camporosso, qui avete il cartello, vedete, salita del Lussari 2 ore e 30, stimato 2 ore e 30, ma secondo me ce la facciamo anche in meno, cosa dici Cecilia? Non credo. Vabbè, vediamo, intanto partiamo. Ecco, questa ripresa è dedicata al caro Roby che non... Solo a Roby. A Roby, che oggi non voleva venire perché il tempo effettivamente giù in pianura non era dei migliori. Ma si sa bene che quando c'è la nebbia in pianura, in montagna è molto facile che ci sia bel tempo. Infatti Guarda. abbiamo trovato una giornata spettacolare. Adesso siamo arrivati alla sella Lussari, abbiamo ancora, quanto stimiamo? 150 metri di dislivello, 10-15 minuti e siamo sulla cima del Lussari e ci sono solo sci alpinisti oltre a noi che raggiungono la cima in questa pista deserta. È una cosa incredibile e questa, tra virgolette, grazie al Covid. Spettacolo. Ecco, siamo in prossimità del Monte Santo Lussari. Ma perché si chiama Monte Santo Lussari? E qui c'è una leggenda che racconta, che narra di una storia accaduta nel 1300, per esattezza 1360 dovrebbe essere, quando un pastore che stava pascolando il suo gregge si è accorto che queste pecorelle stavano attorno a un arbusto inginocchiate e a questo punto si è domandato cosa stessero facendo. Si è avvicinato e si è accorto che proprio in mezzo all'arbusto c'era una statuetta della Madonna col bambino e l'ha raccolta e l'ha portata al parroco di Camporosso. E il giorno dopo succede la stessa cosa, che rivede le pecorelle inginocchiate davanti a questo arbusto e inspiegabilmente la statuetta era ancora lì, la statuetta della Madonna col bambino. E la cosa si ripete per diversi giorni. A questo punto il parroco racconta la storia al patriarca di Aquileia, che fa immediatamente ordinare di costruire una cappella proprio in cima al monte Lussari. E praticamente nel corso dei secoli poi è diventata la chiesetta che adesso vi faremo vedere. Eccoci arrivati sulla cima del Monte Santo Lussari, guardate che spettacolo!
Ecco Cecilia, allora tu volevi vedere il famoso mare di nubi e oggi? E oggi finalmente l'ho visto. Ed è uno spettacolo impareggiabile. Adesso tu vorresti un po' da mangiare, ma noi oggi solo beviamo. Eccoci ragazzi, adesso ci godiamo uno spuntino. Io ho preso un punch al mandarino, i ragazzi si sono presi la cioccolata con la panna, un classico. Evviva, salute! Eccoci rifocillati per bene, adesso ce ne facciamo ritorno a casa.